e Maria Teresa Meli, gli facciamo i complimenti, sempre bravissima chiaramente, che oggi scrive: voleva abolire cacicchi e correnti, con i primi, vedi Enzo De Luca, ancora qualche problema, con le seconde anche. In compenso, Alex Lane è riuscita, quasi senza volerlo, a dividere il correntone di minoranza del PD, i riformisti. La segretaria è in animo da giorni di convocare una direzione, ma il presidente del partito Bonaccini finora ha frenato perché sa che questa volta la sua corrente potrebbe spaccarsi e non seguirlo. Qui mi fermo, ragazzi, e sono cacchi loro, però divertentissimo questo articolo che parla di riformisti, civici, pacifisti, la fabbrica a ciclo continuo delle correnti dentro al PD. Mamma, quanti pianetini che ci sono! Divertente, divertente. Ah, a proposito, Calenda non si presenta nelle Marche, sappiatelo. La sua opinione è che nessuno dei due candidati vada bene per Azione, ok? Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo a una domanda sul sostegno del suo partito al candidato di centrosinistra alle regionali nelle Marche, Matteo Ricci, quello che va in giro senza cinture. Bene, 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 bene. Sì, siete pronti ad avere i vostri WhatsApp? Ho saltato il giro delle 8, adesso devo assolutamente recuperare e mi scuso. Ci fermiamo per la pausa musicale, certamente, minimo. Si gode musicalmente ogni 30 minuti circa. E sì, il bello della nostra radio è che ha sempre un artista indipendente in onda ogni mezz'ora. Molte volte, come questa volta, ci manderà un salutino veloce, artisti assolutamente sconosciuti a livello nazionale. Molti di questi sono la primissima registrazione, alcuni sono anche giovanissimi. Non è il caso per Massimo Franchini, che sentirete dopo la pubblicità. Lui è addirittura uno psicologo, un cantautore psicologo che vede la musica come veicolo comunicativo universale. Tra poco Massimo Franchini con Come un padre. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ci attende un'ulteriore pulsazione dell'anticiclone africano Pluto, temperature roventi. Nella prima parte della giornata avremo infatti ampio soleggiamento ovunque, con solo qualche nube in più al nord dove potranno verificarsi alcuni rovesci. Durante le ore pomeridiane fenomeni temporaleschi sempre più frequenti a carico di Alpi, Prealpi, alte pianure settentrionali e dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con tanto sole e caldo al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate?
compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della UR, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre regalo, e così sia. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti, sono Massimo Franchini, psicologo cantautore di Modena. Ringrazio Sammy per avermi ospite con la mia canzone. Come un padre, giusto per dire due cose. Chi è questo padre? Una grande persona che stimo molto, a cui do un grande abbraccio anche adesso, si chiama Maestro Celso Valli di Bologna, una persona, un uomo, un amico che quando ero giovane mi ha proprio dato quella, diciamo, voglia di vivere di cui ho tanto bisogno, che mi è rimasta fino ad ora. Grazie Celso, un grande abbraccio. Una farfalla che mi vuole vicino mi rende vittima di un'emozione. Una canzone, un sospiro di sollievo da questo mondo tremendo, anche pieno di gente che lavora tutto il giorno perché poi dimentica gli affetti più importanti, di gente che sorride in un secondo ma poco dopo si è già troppo distante. Ed io mi domando, fermamente lasciato un piccolo di estate, e mi domando, un padre già ce l'ho, però come fossi mio padre, forse anche sei stato il primo in gioventù a credere in me. Come fossi mio padre, forse anche sei stato il primo. Amare, 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 nel tuo disinteresse di ritorni che non ho, lasciamelo dire. Ti voglio bene però, anche se fosse solo una poesia, una canzone, una fesseria. Io te lo giuro, mi sento accettato per quello che sono. Come fossi mio padre, forse anche di più. Sei stato il primo in gioventù, crede in me. Come fossi mio padre, forse anche di più. Sei stato il primo e mi hai dato giusto. Forse è triste questa storia, io credo di no. Anzi, io dall'alto mi ha dato quello che no. Come fossi mio padre, forse anche sei stato il primo in gioventù a credere in me. Come fossi mio padre, forse anche di più. Sei stato il primo e mi hai dato giusto. Forse è triste questa storia, io credo di no. Anzi, io dall'alto mi ha dato quello che no.
Musica per pensare, quella di Massimo Franchini. Questo pezzo molto profondo si intitola Come un padre, lo trovate su tutti gli store digitali ma anche semplicemente su YouTube digitando Massimo Franchini, cantautore, psicologo. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà. Grazie per aver scelto la nostra controinformazione anche musicale. Gli artisti che passo io non li trasmette quasi nessuno. Perché? Perché non pagano, nel senso vero del termine. Il buongiorno si sente dal Varin ma anche dagli ospitini. Wow wow wow, oggi pienone, fanno la fila per entrare tutti nella mia trasmissione, ma grazie. Tra poco l'onorevole Nicola Ottaviani, nel cui Parlamento ci parlerà dei dubbi della Cassazione sul DL sicurezza, che non è più un DL ma una legge, è stata anche firmata da persone importanti. Ma alle 9 avremo Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, e se avete qualche domandina per lui scrivetemela 340 6709 659. Ma siamo perennemente in ritardo, vi invito a scrivermi WhatsApp, poi non ve li leggo e mi scuso amaramente, oggi sono in super ritardo, devo correre come il coniglietto. Vado sul quotidiano Il Tempo. Oggi Il Tempo è il nostro quotidiano, cioè questo sembra veramente che ci conosca, che ci dica: Sammy Varin, so che voti Lega dal 1987, so che sei un celodurista, voi ascoltatori non votate Lega ma centrodestra comunque, pensate che il centrodestra stia lavorando bene, c'è qualcuno che mette i bastoni tra le ruote e quel qualcuno sono anche gli amici islamici? Possibile. Il quotidiano Il Tempo oggi è vostro. Il super buco da 150 miliardi e ci paghiamo pure la moschea, titolo principale del Tempo. La relazione shock della Corte dei Conti, il super bonus 5 Stelle ha creato una voragine e tra sprechi e abusi ha finanziato la costruzione del secondo grande luogo di culto islamico a Roma. Oltre ai 4 milioni garantiti dagli emiri del Qatar, ce ne sono quasi 2 in arrivo dal super buffo di Conte. Tommaso Cerno, il suo editoriale si chiama Quei fascisti della Corte dei Conti, senza offesa, quei fascistoni della Corte dei Conti che hanno messo nero su bianco che il super bonus del governo Conte 2 è una voragine da 150 miliardi che come un meteorite ha fracassato i conti pubblici. Tutto da leggere, ragazzi. Ma oggi Il Tempo ha come richiamo in prima pagina: ehi là, perché oggi hanno tutti in mano una bottiglia di Amaro Lucano? Perché il Lucano è decaduto. Il sindaco del modello Riace è stato costretto alla resa, condotta criminosa. L'hanno sostenuto per mesi anche nella sua città e alla fine ha dovuto mollare. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, i nodi del campo largo, il PD eterno secondo e Schlein ha un'altra grana, Calenda la molla nelle Marche. Ma io corro subito all'interno, non resisto. Il super buffo a pagina 2, buco da 150 miliardi, ora ci paghiamo anche la moschea, solo sul Tempo quest'oggi. Il bonus 110% ha rovinato le finanze dello Stato, il debito pubblico è salito al 135,3% del PIL, tra sprechi e abusi ora spunta anche il suo uso per il secondo grande luogo di culto a Roma. Gli paghiamo la moschea. I fratelli musulmani e quei fondi del Qatar che ci legano alla Francia, di spalla, pagina 3 del quotidiano Il Tempo, più di 1 milione dal super bonus e 4 da Doha, la Cisint, grave regalo dalla sinistra e da Conte. Ragazzi, correte fuori, chiedete Il Tempo al vostro edicolante, se non ce l'ha rompetegli le balle perché lo si può ordinare e quindi ve lo fa avere, capito? Sempre sul quotidiano Il Tempo, pagina 2, sono proprio uno strillone oggi, stop alle gite didattiche islamiche. Chiaramente qui si parla di Lega, che è la prima che se ne è accorta, stretta della Lega sulla propaganda dei musulmani nelle scuole. Sasso, serve una risoluzione del governo per il consenso informato preventivo delle famiglie su temi sensibili, ma guarda un po', anche sul gender, lo dicevamo 10 anni fa, ragazzi miei, questi hanno fatto il bello e cattivo tempo approfittando che i genitori non hanno tempo e devono fare tante cose,
cose, devono lavorare. L'eurodeputata Sardone: vogliamo dare un segnale importante affinché non si ripetano episodi di integrazione al contrario. Insomma, non è che facciamo ancora andare i ragazzini nel centro culturale col culo all'aria, basta, grazie. Ci mettiamo un punto di domanda. Giro la pagina, ragazzi, e ancora il tempo mi parla. Mi dice Sammy Varin: un altro articolo per te. La canonica dei migranti, sgombero dopo 10 anni e Don Accoglienza rischia di perdere la parrocchia. Sì, parliamo di lui, certamente, il parroco della chiesa di Vicofaro, che portava gli immigrati giovanissimi in piscina, che facevano il gestaccio a Matteo Salvini. Ve lo ricordate? Don Biancalani. Ragazzi, abbiamo rotto le palle anche noi di Radio Libertà, e forse ai tempi ci chiamavamo Radio RPL o Radio Padania, grazie alla Cinzia Cerdini, che è una responsabile della Lega, consigliere comunale in quel di Pistoia. Ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava in questo don che ospitava decine e decine di immigrati nella sua chiesa a Vicofaro, frazione di Pistoia. Oltre 100 immigrati portati via dalla chiesa di Vicofaro. Il prelato agli agenti: vergogna, e lancia un appello sui social. Se seguite Matteo Salvini, poi magari ve lo faccio sentire, si è arrabbiato non poco. Don Biancalani. Sempre sul quotidiano Il Tempo: proselitismo online, marocchino di 24 anni inneggiava la jihad e odio contro l'Occidente dal suo profilo social. La polizia e la Digos lo seguivano da 2 anni. A giugno rimpatriato un tagico affiliato all'ISIS, e di questo parleremo più avanti, perché ragazzi non è normale tutto ciò che sta accadendo. Oppure sì, per qualcuno. Ultima segnalazione, ragazzi, ma giustamente c'è un motivo. Abbiamo tutti oggi l'amaro lucano in mano, anche se io preferivo Don Bairo l'uvamaro. Finalmente Lucano è decaduto. I giudici dicono condotta criminosa. Secondo le toghe, il sindaco del modello Riace attestava falsamente di aver effettuato i controlli per l'erogazione del rimborso dei progetti. Non sarà più sindaco, finalmente, ma rimane europarlamentare. Tacciamo di infinite cose. Ci fermiamo, c'è qui qui Parlamento, e ne parliamo di altre cose belle potenti. Restate lì. Qui Parlamento. E basta con sto amaro lucano in mano alle 8:45. Che ce l'abbia anche l'onorevole Ottaviani, l'amaro lucano. Buongiorno Nicola. Buongiorno a voi tutti. No, noi preferiamo essere più dolci e non amari, quindi ci riferiamo all'analisi di quella che è la situazione del paese reale, non del paese virtuale. Bravo, assolutamente sì, ragazzi. E parlando seriamente, chiaramente la Lega in questi mesi, in questi anni, si è distinta, si è stagliata anche all'interno del centrodestra, per una richiesta di sicurezza che non è che ci siamo inventati, ci è arrivata dai cittadini questa richiesta, nelle migliaia di gazebate che abbiamo fatto ascoltando la gente, le proposte della gente, le proteste della gente. Abbiamo portato avanti delle leggi, un decreto che è diventato poi legge. Parliamo del DL sicurezza, che è stato anche firmato, adesso non vorrei sbagliare, ma è stato firmato anche da gente importante. Arrivano i dubbi, niente po' di meno che della Cassazione. E qui naturalmente, Ottaviani, ti chiedo un attimino, secondo te che cos'è successo? Quali possono essere i dubbi che ossessionano certi magistrati? E poi chiaramente di conseguenza, o forse la prima conseguenza, anche una certa parte politica. Questa volta dove sta la polemica? Perché la gente che mi scrive qui in radio al 340 6709 659 mi dice chiaramente, volgarmente: fottiamocene, andiamo avanti senza nessun problema, anzi ci sono ulteriori cose da fare. Ottaviani. Ma guardi, io preferirei su questo argomento, al di là di quello che poi è il profilo dell'analisi politica, perché nel nostro paese comunque alla fine
se la nostra ancora, grazie al cielo, continua ad essere una repubblica democratica, dovrebbe contare il popolo, no? Il voto del popolo. Quindi, al di là di quello che è il profilo poi delle indicazioni che ruotano attorno sempre alla volontà popolare, la volontà popolare si è espressa con il Parlamento consacrato con il voto dell'autunno del 2022. Io direi che su questa materia forse valga la pena, soprattutto per quelli che dicono che hanno la bocca buona sul diritto, analizzare che cosa prevede il diritto nel nostro paese. E allora, quando i titoloni della stampa di sinistra hanno imperversato nel corso degli ultimi giorni dicendo, rappresentando, ma la Cassazione è intervenuta a bocciare il decreto sicurezza. Allora non è così, assolutamente, perché dobbiamo andare ad analizzare e verificare quello che è successo. Innanzitutto, la Corte di Cassazione è un organo di giurisdizione. È un organo di giurisdizione, si può pronunciare eventualmente con delle sentenze, che sono una cosa ben diversa dai pareri, e quando viene invocato quello che è il profilo dell'intervento di un organo di giustizia, magari alla fine di un percorso, perché non è che si può adire la Corte di Cassazione direttamente, bisogna fare prima un giudizio di primo grado, poi un giudizio di secondo grado e poi il terzo grado, se così lo possiamo definire, grado di legittimità e non di merito, andare in Cassazione e dire: ma questa normativa può essere interpretata con i parametri che noi abbiamo all'interno della nostra Costituzione, cioè questa normativa risponde effettivamente a quelli che sono i parametri di costituzionalità o meno, sollevando un incidente di legittimità costituzionale? Nulla di tutto questo, non stiamo assolutamente in questa fase. Che cosa avviene? All'interno della Cassazione, però, come avviene spesso in parecchi uffici pubblici, ci sono anche delle competenze ulteriori da parte di un ufficio che vorremmo capire però come si è pronunciato, perché si è pronunciato, su input di chi, e soprattutto con una tempestività ad orologeria che avrebbe fatto invidiare anche quel tizio che sulla torre di Londra ogni tanto sposta con le mani quelle che sono le lancette dell'orologio per rimetterle a posto. Questo ufficio del massimario, infatti, e noi lo ricordiamo, lo ribadiamo, è un ufficio che dovrebbe occuparsi di tutt'altro. Se i nostri radioascoltatori durante la mattinata o nel pomeriggio in serata avranno la possibilità di collegarsi con il sito istituzionale della Corte di Cassazione ed accedere al link dell'ufficio del massimario, verrà fuori che in realtà il massimario istituzionalmente si occupa di altro, si occupa di una attività assolutamente nobile, che è quella di massimare le sentenze, cioè i provvedimenti di giurisdizione che emette la Corte di Cassazione, e tirarne fuori quello che si chiama sostanzialmente, secondo il profilo tecnico, l'abstract, quindi la massima di diritto, ossia rispetto a quel caso specifico che si è verificato a Belluno o anche ad Agrigento o a Genova, capire qual è la massima di diritto che ne discende, che dovrà o potrà essere applicata in tutta Italia quando si ritratterà la stessa materia all'interno degli altri tribunali. Quello è il principio di diritto che sta alla base del lavoro del massimario. Un'attività assolutamente residuale, ma sa che significa residuale? Stiamo parlando probabilmente dell'1% di quell'attività, dovrebbe essere dedicata anche a esprimere pareri. Ecco, vedrete sul link pareri d'ufficio, quindi pareri non richiesti, tanto per essere chiari, no? Cioè è come se qualcuno si alza la mattina al bar interno all'ufficio della Corte di Cassazione e dice: ma davanti ad un amabile caffè, ma facciamo un parere così, insomma, prêt-à-porter e soprattutto d'emblée su quelle che sono le indicazioni che provengono dal popolo sovrano. No, ragazzi miei, qua non funziona così. Questo non è né rispetto della democrazia, né rispetto soprattutto di quello che è il principio della separazione dei poteri sovrani del nostro ordinamento. Perché se i poteri sono tre, devono essere tre per tutti. E quando si dice no, ma i poteri sono distinti, quindi c'è quello legislativo, c'è quello
dell'esecutivo, che poi è di carattere amministrativo, e poi c'è quello giurisdizionale. E lo so, però c'è anche un meraviglioso articolo 3 della Costituzione che tanti dovrebbero leggere anche in Corte di Cassazione, è che la legge è uguale per tutti. E dato che c'è un'altra norma della nostra Costituzione, l'articolo 111 della Costituzione, e tutti gli articoli che riguardano anche il profilo della separazione dei poteri, ma dove ce n'è uno di principio che è assolutamente ineliminabile, ossia che il giudice è sottoposto soltanto alla legge, ma se è sottoposto alla legge, dura lex, avrebbe detto Gaio, sed lex, è dura ma è legge, e quindi va non solo semplicemente interpretata, ma va applicata. Ecco, credo che abbiamo restituito un po' di dignità anche a quello che è il principio della separazione dei poteri, e abbiamo riportato all'interno di un alveo tecnico una normativa e soprattutto una distinzione tra le attribuzioni, tra le prerogative e le competenze, che buona parte della sinistra e i titoloni della stampa alimentata dall'establishment vecchio della sinistra hanno cercato invece di interpretare in malam partem nel corso degli ultimi giorni. E arrivano gli applausi da parte dei nostri ascoltatori che ti ringraziano per l'ottima meditazione che ci ha menato un po' nel tecnico, ma che era importante sentire, perché in molti poi chiaramente ignorate o ignorare, e poi si va a pensare chissà che cosa, tirati da certi giornalisti. Non possiamo che ringraziare l'onorevole Nicola Ottaviani. Nicola, alla prossima. Buona giornata e soprattutto buona democrazia. Qui Parlamento. È sempre un piacere quando assisti a determinate lezioni, tra virgolette, lezioni riservate chiaramente a un certo pubblico che abbia voglia di ascoltarle. 8:55, il buongiorno si sente dal Varin, ragazzi, anche dai vostri messaggini. Dai, dammi 5 minuti che ne leggiamo un po', vediamo dove ci porta quest'oggi il nostro ascoltatore tipo: buongiorno, mi scusi, ma lei continua con la menata che la Lega in questi anni ha fatto un sacco di cose bla bla bla, ma come mai? Come si spiega che non si schioda dall'8% nelle intenzioni di voto? Sarà forse che la gente è stanca di un certo Salvini? Gino, mi fai veramente sbadigliare. Salvini è quel signore che la Lega l'ha portata al 34%, insomma, ci siamo abituati al giochino della politica. Io non so, Gino, tu quanti anni hai? Forse hai una ventina d'anni, quindi probabilmente non sai come fa il profilo di un partito, come gira in Italia, ma siamo nell'assoluta normalità. In effetti poi ci si coalizza, si entra in cosiddette coalizioni, si fa un governo giustamente con altri partiti che la pensano più o meno come te, e questo permette di portare avanti ugualmente le tue idee anche se non hai più il 35%, che poi ribadisco e discoriba Salvini possa piacere oppure no, certamente non è l'unico esponente importante della Lega, e mi pare che se ti guardi intorno qualcosa stia bollendo in pentola per vari compiti anche molto molto importanti. Chiaro che ci sono quelli che sono baccati, ma anche io sono un po' baccato su determinate cose, elasticità mentale uguale 0, ma noi ti vogliamo bene lo stesso, ci mancherebbe altro, assolutamente sì. Non è più possibile sopportare il PD, Rai, privatizzatela. Sì Paola, Paola ci segnala che non è più disponibile il canale 252, approfitto per ufficializzarlo. L'invito del Sammy Varin è già in queste settimane, proprio quello di scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare. Se non siete capaci, mi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659 e ve lo invio volentieri. Non siamo più, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare, questioni di costi, al canale 252 del televisore. Chiaro che siamo sempre sulla Radio DAB, questo è importantissimo, in tutta Italia, su qualunque radiolina tu schiacci DAB e il segnale di Radio Libertà c'è in tutta Italia. Naturalmente anche siamo su YouTube,
su Facebook, sul sito radiolibertà.net, eccetera, eccetera. Ciao Sammy, ho capito bene, i dipendenti Amazon si lamentavano del lavoro disumano, adesso questo lavoro lo fanno fare a non umani e non gli sta bene? Punto di domanda. Lorenzo da Como: è sempre più facile lanciare il sasso e poi nascondere la mano rispetto a prendersi la responsabilità del lancio. Così ha fatto l'assessora di Lecco, attaccata, ha deciso di difendersi senza esporsi. Forse aveva paura del confronto o aveva la coda di paglia. Buona giornata, meditiamo. Sì, 252, non ci siamo più purtroppo. Accendete la vostra Radio DAB o cercate Radio Libertà nell'app store del vostro telefonino. È chiaro, non potete perdere una radio come la nostra, e ci mancherebbe altro. Giro. Dove vado? Lo so, sono ancora sul Tempo, ma oggi è veramente potentissimo questo quotidiano. Il decreto flussi viene incontro alle esigenze degli imprenditori, risposta importante al settore. Sul Tempo oggi a pagina 6 viene intervistato il presidente Coldiretti, Ettore Brandini. Ora semplifichiamo anche i click day. Sempre sul quotidiano Il Tempo, il gender nelle scuole. Il gender nelle scuole va bene, Vannacci però non può andare. Il generale vorrebbe parlare agli studenti di sovranità, patria e difesa dei confini, non lo lasciano andare. L'assessore di Varese: mentre qualcuno educa a chiedere scusa per essere italiani, noi insegniamo a camminare a testa alta senza vergogna. Non l'hanno lasciato andare nella scuola. Dite la vostra 340 6709 659. Gli argomenti, come vedete, non mancano assolutamente, ragazzi miei, però fatemi anche vedere. Eccola qua su Avvenire, che apre questa mattina soffocati dal clima, ma Avvenire è l'unico quotidiano che mette in prima pagina la fotografia dell'ispezione show di Trump nel centro di reclusione per gli stranieri in attesa di espulsione. Una prigione tra gli alligatori per gli immigrati sgraditi agli Stati Uniti. Ecco la foto dell'ispezione show a questa prigione circondata da alligatori. Insomma, diciamo che non è stato gentilissimo con chi si trova in carcere, però hanno l'aria condizionata, una prigione che resiste a qualunque tifone, insomma, roba di lusso. Scherziamo naturalmente, parleremo anche di carceri tra pochissimo con il sottosegretario Alessandro Morelli. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo sai che se non ci fossi non potrei mai più guardare il mondo come lo vorrei. Lo sai che se non ci fossi non potrei mai più sognare il domani che vorrei. Ora che tu sei qui vicino a me, confesso che io non so resistere. Lo sai che il fuoco accende gli occhi tuoi e in un istante in quel fuoco brucerei. All'improvviso, quando non sembrava che il tempo avesse un regalo per me, sei arrivato quando ormai credevo che il passato vincesse in me. Come il fiume che rompe gli argini, come il vento che piega gli alberi, sei la terra del talento, tu sei sole, mare e vento, tu sei sole, mare e vento, tu sei
Sento già che io potrei avere accanto tutto quello che vorrei. Lo sai che se mi stringi forte a te, potrei pensare che la vita è semplice. All'improvviso, quando non sembrava che il tempo avesse un regalo per me, sei arrivato quando ormai credevo che il passato vincesse in me. Come il fiume che rompe gli argini, come il vento che piega gli alberi, sei la terra del Salento, tu sei sole, mare e vento, come il fiume che rompe gli argini, come il vento che scuote gli alberi, sei la terra del Salento, tu sei sole, mare e vento, tu sei sole, mare e vento, tu sei sole, vento. Questa è roba di qualità, ragazzi. È Sole, Mare e Vento. Si chiama Leda Battisti. I più grandicelli la ricorderanno un po' di anni fa con un pezzo L'acqua al deserto. Una delle più grandi cantautrici italiane ritorna quest'estate con questo pezzo veramente potente e di qualità. Sole, Mare e Vento. 5 minuti dopo le 9 del mattino, il buongiorno da Sammy Varin. Grazie per averci acceso anche quest'oggi. Ma ti sembra normale che prendiamo dai paesi più poveri lavoratori specializzati? Poi vorremmo aiutarli a casa loro? Li aiutiamo lasciando lì gli incapaci e i vecchi? A me sembra una presa in giro fatta per abbassare gli stipendi agli italiani. Vergogna governo, Roberto dalla Brianza. E Roberto incarna poi una certa protesta dei nostri ascoltatori in questi giorni per questo decreto flussi, che non è una novità, c'è ogni volta, si cerca giustamente manodopera specializzata, e questa è la speranza. Io sono qua che prego, ho acceso un po' di lumini insieme ad aver comprato l'amaro lucano e spero certamente che si riesca a specializzare queste persone che arriveranno, soprattutto con una bella lente di ingrandimento, e la lente pare che ci sia, perché la richiesta ora è regionale, quindi non è più spalmata su un dato nazionale per cui arrivano e chissà dove vanno. Ogni regione fa le sue richieste e quindi effettivamente è meno difficile, come si dice, ciurlare nel manico. Se n'era accorta la stessa premier Giorgia Meloni facendo quell'esposto. Ma perché no? Potremmo cominciare proprio da questo a parlare tra circa 5 secondi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E mettete via sta bottiglia di amaro lucano. Tutti oggi in redazione con in mano l'amaro lucano. Ma cosa mai sarà successo? Buongiorno Alessandro Morelli, ben ritrovato. Buongiorno a te Sammy, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, che piacere risentirti. Ti ringrazio anche per l'interessamento tuo e di altri colleghi durante la mia, tra virgolette, malattia, ma è stata una sostituzione valvolare. Adesso c'ho questa valvola che fa tic-tac e infatti non mi devo avvicinare troppo ti giuro, si sente tic-tac, la potenza, si trasforma in un razzo missile. Sammy Varin, cuore d'acciaio, chiamami così. L'uomo bionico. Si scherza Alessandro, ma chiaramente sono tanti
tutti gli argomenti a cui anche i nostri ascoltatori ti chiamano a rispondere. Lo sai, tu ci sei nato in questa radio, sai come funziona, sai che il bello di avere una radio è quello di sfruttarla e spiegare, cercare non soltanto di parlare ma anche di ascoltare, ed è quello che facciamo ogni giorno tramite i tanti messaggi che ci arrivano al 340 6709 659. E allora io non mi nascondo, ti dico che in questi giorni stiamo ricevendo tanti messaggi che riguardano il decreto flussi, e quindi il fatto insomma che si sia scelto anche questa volta, perché non è la prima volta, di far entrare nei prossimi anni, non tutti in una volta, un po' di manodopera specializzato o comunque di immigrati. E qualcuno, ad esempio Roberto dalla Brianza, mi ha appena scritto: ti sembra normale che prendiamo dai paesi più poveri lavoratori specializzati, poi vorremmo aiutarli a casa loro, li aiutiamo lasciando lì gli incapaci e i vecchi? A me sembra una presa in giro per abbassare gli stipendi degli italiani. Roberto è solo un esempio di chi insomma è un po' scettico su questo decreto, che però stiamo spiegando lentamente, è diverso da quello degli altri anni, e soprattutto c'è molta più attenzione. Quel famoso click day non c'è più, e anche su base, soprattutto su base regionale, ci sarà un maggior controllo. Alessandro Morelli, dici la tua, spiegaci un attimo quali sono le positività. E ragazzi, cioè, lo vediamo, lo chiediamo a qualunque imprenditore, c'è bisogno di manodopera, è inutile girarci intorno, c'è bisogno. Morelli. Allora, dobbiamo guardare quella che è la realtà che tutti i giorni viviamo e che conosciamo perfettamente. Quanti ragazzi, quante persone oggi in un colloquio di lavoro, ma persone assolutamente normali, il vicino di casa, il parente, l'amico, magari sono più schizzinose rispetto a qualche tempo fa, qualche anno fa, dove magari io e te, Sammy, arrotondavamo nel periodo degli studi, andando a lavorare il sabato e la domenica, occupandoci altri amici, magari si occupavano, tenevano occupato il proprio tempo libero lavorando in qualche bar, facendo anche semplicemente i magut, come si dice dalle nostre parti. Ora, il momento storico è un momento oggettivamente molto diverso, è inutile che ci giriamo troppo intorno, evidentemente per alcuni lavori, per alcune categorie, purtroppo la disponibilità delle persone a rinunciare sicuramente ad alcune proprie libertà è indubbiamente limitata. A questo si può rispondere, ma se alzassimo gli stipendi sicuramente l'appetito sarebbe maggiore. Indubbiamente questo è una risposta, è una domanda, è un'affermazione valida, ma alla quale chiaramente le risposte non possono essere semplici, e il governo sta lavorando per portare ad aumentare il reddito di tutti noi, dei nostri concittadini. Ora dunque stiamo cercando di risolvere un problema molto complesso, e purtroppo le soluzioni non sono semplici. Ma come facciamo, guardando avanti, a dare delle risposte sul fronte dell'immigrazione rispetto alle problematiche che l'immigrazione sta portando? Ora, Salvini lo ha già annunciato nei giorni scorsi, ci stiamo lavorando. Salvini dice, dopo tanti anni nel quale tutta la politica migratoria che si basa sul permesso di soggiorno è stata di fatto realizzata allora con i primi decreti sicurezza da Roberto Maroni, oggi quel modello è sostanzialmente da cambiare, perché è cambiata la realtà nella quale viviamo. Ora, pochi sanno che una delle proposte della Lega, cioè il famoso permesso di soggiorno a punti, era diventato realtà grazie a Maroni oramai parecchi anni fa. Ora, questo permesso di soggiorno a punti deve essere rivisto, e Salvini lo ha annunciato. Magari lo hai sentito,
Sammy la butta lì ogni tanto, dice bisogna rivedere il fronte del permesso di soggiorno, perché anche questo fa parte di quel percorso, se non di integrazione, perché poi scaduto il permesso di soggiorno l'auspicio è che le persone tornino al loro paese, ma comunque di convivenza civile, cioè una persona che viene qui anche lavorando e quindi con un permesso deve comunque rispettare le nostre regole, fare quel percorso a prescindere che poi la vita lo porterà a risiedere in Europa o meno, un percorso che comunque lo integri nella situazione socio-economica e culturale nella quale vive. Ora dunque stiamo lavorando proprio per questo, e cioè per rivedere il permesso di soggiorno a punti in modo tale che le persone che arrivano anche in maniera regolare non solo si sentano obbligate a rispettare le nostre regole, ma dall'altra parte attraverso la possibilità o meno di riconferma del permesso di soggiorno non solo si sentano, ma debbano essere obbligate a rispettare regole, pagare quanto devono al fisco e quant'altro, con delle novità che la Lega annuncerà molto presto. Guarda che sta dicendo delle cose molto importanti, Alessandro Morelli, è il nocciolo della nostra esistenza quotidiana sul fronte della sicurezza. Cioè chi è nel nostro paese troppe volte, chi è ospitato nel nostro paese troppe volte, non avendo un permesso di soggiorno, avendolo scaduto o comunque facendo parte di una certa categoria sociale, fa un po' quello che gli pare, approfittando di questo, approfittando anche che normalmente non viene punito come si dovrebbe. E ragazzi miei, lì dipende anche molto dal canale che ascoltate, dalla radio che scegliete, dalla televisione che guardate, perché molti di queste notizie non parlano, se non per gli episodi più eclatanti, la vicenda di Rami che poi avete visto come si è conclusa, eccetera. Bisogna scegliere con attenzione l'informazione per scoprire un sottobosco di espulsioni, mai secondo me come in questo momento, che stanno avvenendo troppe volte silenziosamente, perché ci sono determinate persone che fanno reati gravissimi, che minacciano, poi i più gentili ti chiedono se vuoi diventare musulmano, vogliamo ricordarlo, in Veneto l'imam ti scrive direttamente nella casella delle poste, poi fa niente se un dossier del Viminale svela che nei centri islamici legali si progettano attentati, c'è l'imam di Bologna, c'è quello di Venezia, qualcuno che ha minacciato anche te e ce n'è uno in linea in questo momento, aspetta che te lo passiamo, cosa ha da dire? Ancora lui, è quello che ci sta parlando in questi giorni, quello che poi ha tolto il video da... fammelo sentire. L'Islam raggiunge tutti i posti del mondo, dove arriva la luce, giusto, dove arriva il buio, adora il tuo Signore finché ti arriva la certezza, l'yaqin, la morte. Noi dobbiamo farle ricordare a queste persone che arriverà la morte. Sono tutte cose allegre, spensierate, che fanno che un po' paura, e qualcuno di questi imam, come quello di Bologna, mi pare che con tanto dispiacere l'abbiano dovuto rimandare a casa sua, ma ne è arrivato un altro che prosegue il lavoro. Morelli, che cosa sta succedendo? Sono sempre accadute queste cose o succedono adesso in questo particolare momento storico? Poi fa niente anche se scopriamo oggi sul quotidiano Il Tempo che abbiamo finanziato anche con il bonus di Conte la realizzazione di alcune moschee, addirittura col 5 per 1000 queste associazioni culturali ricevono soldi, cioè roba da matti. Ma qui mi zittisco. Morelli, cosa sta succedendo? Allora Sammy, il problema su quale dobbiamo ragionare tutti assieme è il fatto che non guardando con grande attenzione solo quanto fanno loro, dobbiamo stare attenti anche a quanto facciamo noi, cioè quanto la nostra in generale, a parte lo scandalo, le polemiche che seguono tutti i fatti che tu stai giustamente raccontando, ma qual è la reazione oltre allo scandalo? Cioè c'è un'organizzazione da parte nostra, di chi la pensa alla nostra stessa maniera. Per esempio
una bella campagna di Radio Libertà sarebbe quella di poter scegliere o promuovere qualche associazione che sia coerente con diciamo le visioni, con i valori che Radio Libertà divulga, in maniera tale che i nostri ascoltatori, noi stessi, possiamo fare quello che possiamo per contribuire attraverso esattamente gli stessi strumenti che usano questi personaggi. Cioè il 5 per 1000 è un'opportunità indubbiamente per queste comunità, ma è una grande opportunità anche per le nostre comunità. Ora dunque ragioniamo su quello che possiamo fare noi per andare a favorire quella che è la nostra cultura, perché troppe volte diciamo rimaniamo scandalizzati, e questo è normale, è naturale che avvenga, ma altrettanto non ci organizziamo come fanno loro per diciamo non contrastare, ma per favorire quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, i nostri valori, detto in una sola parola. Quindi magari organizziamo l'esatto contrario, non perché dobbiamo per forza essere brutti e cattivi. Certo, su brutti e cattivi anche qua dobbiamo fare dei ragionamenti molto approfonditi. Siamo brutti e cattivi per chi ci vende mediaticamente quello che diciamo, ma il dato oggettivo è che ci sono certe culture che sono inintegrabili, non si possono integrare con la nostra società. È inutile che stiamo a ricordare che cosa sta avvenendo anche in questi giorni, nei quali vediamo queste belle carnevalate con le manifestazioni arcobaleno, dove addirittura si promuovono bandiere in quelle manifestazioni di stati dove i diritti che vengono richiesti durante queste manifestazioni arcobaleno non solo vengono tarpati, ma chi promuove quei diritti viene letteralmente ammazzato. Quindi abbiamo di fronte un cortocircuito sul quale noi dobbiamo assolutamente intervenire, ma non deve essere un cortocircuito che noi denunciamo in senso provocatorio, deve essere semplicemente il riportare alla realtà con i piedi per terra questi personaggi, chiedendo loro: ma se hai tra le mani la bandiera della Palestina, cosa assolutamente legittima, ma ti sei chiesto, tu che stai manifestando per determinati diritti, ti sei mai chiesto come finiscono in quella area del mondo le persone che la pensano come te? Punti di domanda. Guarda, ti rispondo subito io, caro Sammy, basta che ti fai una bella googolata, vai su Wikipedia e trovi addirittura che gli omosessuali in Palestina hanno dovuto chiedere rifugio negli anni passati, hanno dovuto chiedere rifugio, indovina un po', proprio in Israele. Cioè che è proprio l'apoteosi della prova del cortocircuito che sta avvenendo a sinistra. Interessante, cari ascoltatori, così come interessante è quello che sta facendo la Lega, Matteo Salvini, il governo di centrodestra sul fronte delle infrastrutture. La notizia bellissima che aspettavamo, che è stata confermata da Matteo Salvini, e c'eri anche tu in quelle ore, è che arriva la metropolitana a Monza. Un sogno per chi vive a Monza. Io ci sono nato, ci ho vissuto 30 anni, chiaramente un qualcosa di fantastico per ridurre il traffico, una marcia ingranata finalmente proprio grazie a Matteo Salvini e alla Lega. Morelli. Beh, questo è un grandissimo investimento confermato da Salvini, dove a causa dei ritardi che sono avvenuti nel corso di questi anni, lo dobbiamo ricordare, anche perché per dare a Cesare quel che è di Cesare, quella è un'opera fortemente voluta dalla Lega, che nel 2019, nella legge di bilancio del 18, quindi nel 2019, ha inserito un emendamento per finanziare con 900 milioni di euro questa infrastruttura, quindi emendamento Lega. La Regione Lombardia ci mette 300 milioni, ma a causa delle perdite di tempo che sono avvenute in questo periodo, sostanzialmente l'aumento dei costi ha fatto lievitare appunto il bilancio di quest'opera, un buco
di circa 550 milioni. Salvini nella scorsa settimana ha riunito i sindaci interessati, quindi il sindaco di Milano, il sindaco di Monza, 2 esponenti del PD e i sindaci di Sesto San Giovanni e di Cinisello, 2 esponenti della Lega, per cercare una soluzione. E anche in questo caso stiamo lavorando perché questa soluzione venga trovata nel più breve tempo possibile, con pieno accordo, in questo caso, da tutti i sindaci, a prescindere dalla bandiera, dal colore politico delle loro amministrazioni. Però devo sottolineare che al nord ci sono degli investimenti faraonici in questi anni. Il primo tra tutti, ce lo dobbiamo ricordare, e che avrà delle ripercussioni nei prossimi anni, riguardo alle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. Anche questo un grandissimo risultato della Lega, sulla quale abbiamo lavorato in maniera molto forte, sempre noi della Lega, già nel governo Conte 1, il giallo-verde, che molti nostri ascoltatori si ricorderanno, era spaccato su questo argomento, cioè i grillini assolutamente non volevano le Olimpiadi. La Lega si impose dando prova non solo dal punto di vista politico, ma anche di lungimiranza per quanto riguarda la possibilità di trovare una nuova opportunità di promozione dei nostri territori. Dunque non solo ci fu il lavoro di noi parlamentari della Lega in Parlamento, del allora sottosegretario allo sport Giancarlo Giorgetti, ma anche delle nostre regioni, perché se Regione Lombardia con Attilio Fontana e Regione del Veneto con Luca Zaia non avessero dato il primo chip finanziario con delle garanzie, parliamo di 300 milioni di euro, per iniziare quel percorso, ora noi non staremmo minimamente parlando di questo, e in questo momento non ci sarebbero le ruspe al lavoro proprio in questo momento sulla variante di Tirano, la variante di Sondro, le numerose varianti sulla statale Alemagna, che è quella che collega di fatto da Belluno fino su a Cortina e ancora di più, con degli investimenti che, ricordiamolo, ammontano a circa 3 miliardi di euro. Ma ho citato solo questo, ma sul fronte infrastrutturale, da nord a sud l'impegno di Salvini è massimo. Venerdì scorso, quindi nella scorsa settimana, Salvini è andato a inaugurare il Colle di Tenda, che è stato finalmente, i lavori sono terminati, è stato riaperto. Il Colle di Tenda è una dei trafori che abbiamo di collegamento tra l'Italia e l'Europa. Stiamo parlando di un'area molto importante dell'ovest dell'area padana, con un collegamento con la Francia, non facile, perché non sempre i dirimpettai sono pronti e hanno la voglia e gli interessi soprattutto di aprire questi valichi alpini, ma Salvini ha fatto quello che doveva fare. Figurati, quando ero diventato vice ministro dei trasporti oramai qualche annetto fa, il Colle di Tenda, la visita al Colle di Tenda, che purtroppo aveva vissuto una drammatica chiusura a causa di alcune frane, è stata la prima visita istituzionale che avevo fatto da vice ministro dei trasporti, e oggi sono orgoglioso del fatto che Salvini, anche grazie al lavoro svolto in passato e che lui è riuscito a completare in tempi celeri, Salvini, dicevo, si è andato a tagliare il nastro di quest'opera, che è un ulteriore collegamento tra l'Italia e la Francia nei valichi alpini, che come sappiamo sono fondamentali per portare le merci che vengono prodotte in Padania verso il resto d'Europa. C'è il sottosegretario Alessandro Morelli con noi ancora per un paio di minuti, che ci sta parlando di ruspe buone, che dovrebbero far piacere anche a una certa sinistra, che invece di questi lavori proprio manco ne parla sui suoi quotidiani, ragazzi. Oggi su Libero, a pagina 18 e 19, c'è un bellissimo servizio su Varese, il cuore di Varese tra cielo ed acqua, proprio parlando delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
perché zitti zitti quatti quatti, ma sarà anche un affare importantissimo sul fronte turistico, far conoscere le nostre città nel percorso intorno alle Olimpiadi, città bellissime che vengono pubblicizzate in questo periodo. Ieri addirittura sul Tempo se ne parlava, ma fa ridere chiaramente che tutto questo viene scritto sui giornali di centro-destra, mentre in quelli di centro-sinistra non esistono le Olimpiadi, ma soprattutto non c'è nessuna pubblicità per la nostra terra, che ha anche degli amici del PD. Beh, la nostra terra è la terra di tutti, solo che ancora una volta ideologicamente si cerca di prendere addirittura una questione come quella delle Olimpiadi, cercando di appioppare delle bandierine. Guarda, su questo devo riconoscere che il sindaco di Milano, Beppe Sala, invece è stato un campione al contrario, di valorizzazione della manifestazione, malgrado il fatto che, lo devo sottolineare, il Comune di Milano di fatto non abbia fatto veramente, diciamo dal punto di vista infrastrutturale, molto poco su questo fronte, e che quindi si stia appropriando di una grande manifestazione sulla quale ci sono gli investimenti che ho citato e le opere pubbliche che ho citato, malgrado il fatto di fatto essere stato un gradevole osservatore del buon lavoro fatto da altri. Devo sottolineare infatti che sulle uniche opere che il Comune di Milano doveva dare il proprio impegno, una è di fatto stata realizzata ed è in fase di realizzazione nella Fiera di Milano, che, lo devo ricordare, è un ente di Regione Lombardia. Sostanzialmente il Comune di Milano aveva la responsabilità di realizzare un palazzetto dello sport per l'hockey su ghiaccio, per tutte le competizioni femminili del ghiaccio, proprio al Pala Trussardi. Ti ricordi il mitico Pala Trussardi, quello che poi grazie alla sinistra milanese è diventata una moschea durante i venerdì? Insomma, non ce l'hanno fatta, e siccome il Comune di Milano non ce la faceva, Regione Lombardia, da buon padre di famiglia, si è presa questa responsabilità e in fiera verrà realizzata diciamo quest'opera con i soldi di Fiera di Milano, che, lo risottolineo, è di Regione Lombardia, quindi indirettamente di Regione Lombardia. Sull'altro fronte, il Pala Santa Giulia, noi stiamo cercando di recuperare dei fondi, perché la scelta del Comune di Milano, cioè di lasciare totalmente ai privati la realizzazione di quella importante infrastruttura, dove invece si terranno le sfide maschili legate a tutto il ghiaccio, diciamo, alle competizioni del ghiaccio, purtroppo anche lì c'è un buco di qualche decina di milioni, sulle quali il sindaco Sala sta chiedendo al governo di fare non la propria parte, perché non era compito nostro, ma di coprire il buco che lui ha, insomma, che si è ritrovato. E quindi siamo in una situazione abbastanza complicata, ma che chiaramente risolveremo per il bene ultimo, e cioè le Olimpiadi invernali. Eccole qui le notizie che non sempre venite a conoscere ascoltando altri canali, e non possiamo che ringraziare il sottosegretario Alessandro Morelli. Buon lavoro Alessandro, alla prossima. Grazie a te Sammy, e buon ascolto a tutti i nostri amici. Avete ascoltato l'Italia da fare.